È un progetto che mira a spiegare alcuni dei grandi fenomeni misteriosi. Ti ricordi di questo articolo che hai scritto? 2000 anni fa è esistito un piccolo regno nei pressi della città di Zasar, il cui re continuò a vivere dopo la sua morte. Il suo sepolcro iniziò a fluttuare nell'aria. I tuoi scritti mi hanno ispirato. Si tratta solo di un mito. Al massimo è buono per dei fumetti. No, ma quante cose sembravano dei miti prima di essere verificate, me lo sai dire? Ehi, Jack! I telefoni senza fili erano un mito 150 anni fa, e così anche gli aerei e l'allunaggio sulla Luna. Ma ti ricordi i primi del Novecento? Non ero ancora nato. I computer e la tecnologia digitale erano solo miti. Potrebbe essere una scoperta sensazionale. Se noi avremo successo, cambieremo la storia dell'umanità. Questa tecnologia potrebbe essere di vitale importanza per il trasporto in superficie, quello aereo, o addirittura in futuro per i viaggi intergalattici. Ho sempre saputo che volevi fare qualcosa di grandioso. Nessuno doveva profanare quel sarcofago. Il mio lavoro è l'archeologia e ho una mia etica. Io faccio ricerca, non saccheggio tombe.